Dopo il buon Bozzolla, nuovo focolaio legato al contagio di una 68enne kosovara di Conegliano, 6 nuovi positivi, tra loro 2 bambini di 5 e 9 anni, quasi 40 nuovi soggetti in isolamento domiciliare. Sul Covid c'è tanto complottismo e spesso si esasperano i toni, l'emergenza è reale e non è finita, a dirlo in un'intervista alla nostra emittente il governatore Zaia. Dal reparto al computer viaggio nell'ospedale di Vittorio Veneto, dove la fisioterapia per i pazienti guariti dal Covid si fa a distanza. Un anno fa l'incidente che costò la vita a 4 giovani di Musile, San Donà di Piave, omaggio al cimitero in piazza, le parole della mamma di una delle vittime. Anche l'asilo di Moriago della Battaglia, tra gli enti truffati da un'organizzazione sgominata dai carabinieri di Torino, raggiri in tutta Italia. Spaccio di cocaina tra la Marca Trevigiana e la provincia di Venezia, i carabinieri effettuano 4 arresti, manette finiscono anche un 41enne di Masere e un 42enne di Casale sul Sile. Scade oggi e non sarà rinnovata l'ordinanza anti-assembramenti del comune di Treviso, la conferma del sindaco che lancia un appello ai giovani: divertitevi con testa, altrimenti linea dura. Bentrovati telespettatori di Antenna 3, sono i dati di nuovo del contagio da coronavirus ad aprire questa sera la nostra edizione trevigiana, perché tornano a preoccupare i numeri soprattutto nella Marca trevigiana. I nuovi casi registrati oggi, li comunica l'ULSS, andando anche a integrare la tabella della regione del Veneto di pochi minuti fa, sono di fatto 8, 6 sono afferenti ad una stessa famiglia di origine kosovara, marito, figlio, nuora, cognata e 2 nipoti di 5 e 6 anni. C'è poi un italiano 53enne positivo dopo un viaggio in Camerun, sempre l'ULSS 2 dice che era rientrato da alcuni giorni ed era regolarmente in quarantena, asintomatico, proseguirà la quarantena a casa. E poi c'è una donna di 85 anni, ospite della casa di riposo Casa Amica di Fregona, risultata positiva nell'ambito dei consueti tamponi periodici di controllo. Tutti gli altri ospiti, così come gli operatori della struttura, sono però risultati negativi. L'anziana era già da tempo in una camera singola, spiegano dall'USL, resta in isolamento nella struttura di cui è ospite. Ma facciamo il punto esatto nel servizio di apertura di Lina Paronetto. 6 nuovi positivi al Covid nella Marca legati al contagio riscontrato su una donna di 68 anni kosovara, attualmente ricoverata nel reparto malattie infettive del Cafoncello. 6 familiari, 6 che sono positivi oggi in isolamento. Il marito, il figlio, la nuora, 2 nipoti e un cognato. Sono tutti in quarantena a domicilio. Ovviamente adesso andremo a testare. I nostri del SISP andranno a testare soprattutto i collegati al figlio e alla nuora, che sono circa 25 tamponi legati ovviamente al lavoro di queste 2 persone. Un microfocolaio che si aggiunge a quello della casa di riposo Bombozzola di Farra di Soligo, dove sono stati trovati positivi altri 2 operatori. 10 attualmente i contagiati nella struttura, 7 i tamponi da processare in giornata su altrettanti operatori. Cresce in Veneto non tanto il numero dei contagi quanto quello degli isolamenti domiciliari, 1293 ieri, 129 in più oggi, si arriva a 1422. Il direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana condivide la preoccupazione del presidente della regione Zaia rispetto al virus che entra in Italia dall'estero. La preoccupazione è legata a questo virus che viene ovviamente portato da altre nazioni e che pare sia molto più virulento di quello che attualmente gira, come dire, nel Veneto. Le ULSS, compresa quella di Treviso, hanno pubblicato nei rispettivi siti i numeri da contattare se si rientra dall'estero per sottoporsi al tampone. Perché serve soprattutto, io lo dico per le badanti che arrivano in Italia, che ancora ovviamente arrivando in Italia per lavorare devono essere ancora, non sono ancora regolarizzate, di poter telefonare subito, fare il tampone, di modo che poi quando andranno a lavorare in qualche famiglia sono una garanzia per l'anziano, per la famiglia dell'anziano e per tutti quelli che possono andare in contatto con loro, nonché per loro stesse.
E sui contagi da Covid si esprime anche il governatore del Veneto Zaia in un'intervista esclusiva alla nostra emittente rilasciata a Filippo Fois. Sul Covid dice: c'è tanto complottismo e spesso si esasperano i toni. Vedo tanto complottismo. Allora io rispetto le idee di tutti, anche di chi sostiene che il virus non esiste, però da qui a passare alle minacce e alle offese penso che ne passi molto, no? Vedo che c'è sempre questo atteggiamento che non si può sottoscrivere. È quasi uno sfogo quello del governatore Luca Zaia nell'intervista rilasciata in esclusiva alla nostra emittente. Sul Covid-19 c'è troppo complottismo e spesso si esasperano i toni. Per Zaia però i fatti sono ostinati. Io so semplicemente che se non ho una terapia intensiva allestita o non ho una terapia subintensiva, c'è il rischio che qualche persona perda la vita. Lo dicono, no, le terapie intensive sono una cura invasiva che fanno perdere la vita. A me non risulta sia questo, almeno da quello che ci dicono i nostri clinici. E Zaia porta un esempio su tutti. Abbiamo avuto Boris Johnson che ha fatto lezione a tutti, no? Ce lo ricordiamo i primi giorni, che voleva l'immunità di gregge e che era tutta una farsa. Alla fine è finito lui in terapia intensiva. Ma poi quando è uscito non è che ha detto mi hanno applicato la terapia intensiva, sono dei criminali, ha detto me la sono vista brutta, pensavo di morire. C'è questo ha detto. Quanto al virus, il governatore conferma come stia cambiando pelle, nuovi ceppi come quello dalla Serbia sono più aggressivi e dicono che l'emergenza non è finita. Oggi diciamo che il virus, come ho detto io, non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino. Un cecchino, rimanendo nella metafora, che sta cambiando bersagli. Vedo giovani di 25-26 anni che entrano in ospedale contagiati. Vedo tante storie personali che non sono più, me lo lasci dire, mi perdoneranno gli anziani, degli anziani che avevamo durante il periodo di crisi. Allora vuol dire che qualcosa sta cambiando anche nel virus, che si sta scegliendo degli ospiti diversi rispetto a prima. E restano i più fragili, l'elenco è lungo. Dovreste andare a intervistare le persone immunodepresse, i genitori che hanno dei figli immunodepressi, dei bambini che non possono prendersi questo virus, i malati oncologici. Intervistate Sammy Basso, che non è un malato oncologico, ma mi è venuto in mente adesso. Intervistate Sammy che vi dirà, lui ha ringraziato per il lockdown, eccetera, dicendo non mi posso permettere di prendere il coronavirus. Io penso che noi abbiamo l'obbligo morale di mettere in sicurezza tutte queste persone che non possono prendersi il virus. E a proposito di effetti concreti del coronavirus, siamo stati all'ospedale di Vittorio Veneto nel reparto di riabilitazione dove la fisioterapia dei pazienti guariti dal Covid passa dal reparto al computer. 14 scalini che collegano il pianerottolo alla porta di casa. A febbraio non erano neanche un numero ma un'abitudine e oggi invece pesano sulle gambe come macigni. Esercizi di riabilitazione mirati, l'ultima delle tappe che alcuni tra i pazienti ormai guariti da mesi dall'infezione Covid devono affrontare nel reparto di Vittorio Veneto, riaperto a maggio con l'emergenza alle spalle, affinché tutto torni alla normalità. Questa patologia è una patologia che nasce come una polmonite ma colpisce vari organi, il cardiocircolatorio, causa embolie endovascolari, danneggia il fegato, il rene e soprattutto nel nostro caso l'apparato muscolare e causa anche danni al sistema nervoso periferico e centrale, per cui spesso c'è un deficit di forza dovuto in parte a una patologia del muscolo, in parte a un sistema nervoso che non comanda più l'apparato muscoloscheletrico. Dalla terapia intensiva alla rianimazione, all'ospedale di comunità, un lungo e doloroso percorso accompagnati da medici, infermieri, logopedisti e un progetto per seguirli anche nella fisioterapia a domicilio Home Covid Rehab. Attualmente sono stati presi in carico circa 60 pazienti, di cui 50 provenienti dall'ambulatorio dedicato del pronto soccorso di Conegliano
e una decina invece dimessi dall'ospedale Covid di Vittorio Veneto. Mesi di fuoco e dolore, quelli della pandemia, in cui il mondo scientifico si è confrontato sulle misure urgenti, su rimedi, terapie e vaccini e si è interrogato su quale sarebbe stata la vita dei pazienti post-Covid. Ad oggi il quadro, seppur in continua evoluzione, dato che con la nuova malattia ci si confronta in termini pionieristici, pare più chiaro. Fondamentale è ed è stata la collaborazione. È stata importante anche la collaborazione con alcuni fisioterapisti dell'ARIR, quindi tramite dei contatti, quindi è stato un lavoro di squadra, bisogna dirlo. Ma non è da trascurare neanche lo tsunami emotivo di chi dopo 72 giorni lontano dal mondo ha esaurito lo strascico doloroso del distanziamento necessario con un abbraccio ai propri cari e ad 81 anni scalpita solo per la voglia di tornare a correre. Qual è il ricordo più bello e anche quello più brutto che lei ha vissuto in questi mesi? Quello più brutto di stare 72 giorni senza comunicare con un familiare o vederlo, causa Covid. È più bello quando ho visto mia moglie dopo il 18 di giugno che hanno aperto le porte. Si immagini nei miei panni. Esattamente un anno fa il tragico incidente di Musile di Piave dove persero la vita 4 giovani, oggi le celebrazioni, la ricorrenza, oggi un anno fa la vita ci ha voluto strappare via i nostri 4 angeli, parola di Romina Ceccato, la mamma di Riccardo Laugeri, uno dei 4 giovani morti. È passato un anno da quel brutto incidente, da quella sera in cui ci hanno detto non ci sono più. Non volevamo crederci, eppure la vita ce li ha strappati, ce li ha portati via. Ad un anno di distanza, boccioli di rosa bianca e frasi di grande amore e cordoglio al cimitero di Musile di Piave nei cuscini commemorativi con le iniziali dei 4 ragazzi un anno fa morti annegati dentro l'abitacolo dell'auto incastrati a capovolta dopo un'uscita di strada. Riccardo Laugeri, Eleonora Fasson, Leonardo Girardi e Giovanna Mattiuzzo, tutti tra i 22 e i 23 anni. Giorgia Diral, unica sopravvissuta. A cos'era il tragico incidente? Il 28enne romeno Mario Salin Marinica, che non si è fermato a prestare soccorso e ora si trova nella sua casa di Musile di Piave domiciliari in attesa dell'udienza di sabato prossimo, 18 luglio, quando il giudice dovrà esprimersi sulle richieste di 8 anni di reclusione per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma le famiglie delle 4 vittime non ci stanno e ne chiedono l'ergastolo. Io ho molta fiducia nel lavoro e nel giudizio e quello che verrà preso atto il 18, quindi confido e spero che il messaggio sia positivo che anche verso i giovani, che la legge, c'è una legge. Romina, la mamma di Riccardo Laugeri, che era alla guida dell'auto, è diventata per tutti mamma coraggio. Ha fondato l'associazione Alba, tutela della sicurezza dei ragazzi lungo le strade, e composta da amici delle 4 vittime. Con l'inizio della pandemia si era già prodigata con una donazione a favore della protezione civile e oggi ha pensato alle materne delle paritarie di Musile bloccate dal Covid. Nelle prossime ore a San Donà il concerto commemorativo con la fanfara dei bersaglieri con un brano su tutti, Angeli di Vasco Rossi. Perché Riccardo c'è, io lo so, c'è dentro, c'è in quello che sto facendo. Creando questa associazione Riccardo vive. Se non avessi fatto nulla avrei ammazzato io mio figlio, non l'incidente o come è accaduto. Da Varese a Palermo, passando per Reggio Calabria e il Trevigiano, la banda dei truffatori sgominata dai carabinieri di Torino ha sottratto migliaia di euro ad asili, parrocchie e fondazioni di tutta Italia. L'elenco è lungo e comprende anche la scuola dell'infanzia di Moriago della Battaglia, che ha sborsato circa 7.000 euro. 3 i destinatari della misura cautelare in carcere per le truffe commesse ai danni di asili. Si tratta di 3 trentenni, un torinese, un savonese e un cosentino. È stato approvato nel pomeriggio uno degli ultimi atti della legislatura a Venezia, ovvero il piano regionale dei trasporti dal valore di 20 miliardi di euro.
L'ultimo atto pesante della legislatura si è consumato con un consiglio spaccato tra maggioranza e opposizione, epilogo forse inevitabile visto il clima da piena campagna elettorale, 29 voti favorevoli, 13 contrari, 3 astenuti, questi numeri che hanno comunque permesso al nuovo piano regionale dei trasporti di diventare legge, con il governatore Zaia e l'assessore De Berti che a metà pomeriggio blindano subito il risultato parlando di tempi record per il varo, 2 anni e 8 giorni per la stesura e l'iter legislativo. La Lega ovviamente canta vittoria. È un piano fortemente improntato alla mobilità sostenibile, è un piano che vuole connettere le realtà industriali e turistiche del nostro Veneto ai maggiori assi viari nazionali e europei. È un piano che vale 21 miliardi di euro, che per il 65% è già finanziato, ed è un piano volto a portare il Veneto nel terzo millennio. Di Veneto in ritardo sul trasporto ha parlato invece Piero Ruzzante del Veneto che vogliamo, troppi project financing invece per Stefano Fracasso del Partito Democratico che denuncia anche mancate decisioni sul porto di Venezia, la stroncatura dei 5 Stelle è ancora più netta. È di fatto un aggiornamento del piano del 1990, porta con sé quindi le opere pensate fin dall'era Galan, tutte le autostrade, cemento, infrastrutture pesanti, quando invece dal nostro punto di vista servirebbero infrastrutture più moderne, tecnologiche e innovazione. Nel concreto il piano prevede l'integrazione gomma-rotaia, il biglietto unico, il completamento della pedemontana veneta e della TAV Milano-Venezia, senza dimenticare la viabilità del Bellunese chiamata la grande prova delle Olimpiadi, e la discussione a Palazzo Ferrofini ha virato anche sul futuro di Autostrade e sullo scontro definitivo tra esecutivo Conte e Aspi, con l'ordine del giorno del consigliere 5 Stelle Simone Scarabella di liberalizzare la 27 Venezia-Belluno, tema ricorrente ma sul quale potrebbe arrivare presto risposta proprio da Roma. Su questo nodo in particolare è convocato un Consiglio dei Ministri in serata, ma abbiamo chiesto ai trevigiani cosa ne pensino proprio di questo scontro finale tra esecutivo Conte e Autostrade per l'Italia, la società controllata dai Benetton. Sentiamo. Era ora. Era questo? Sì, non vedo l'ora, è una vergogna nazionale. Revochiamo in fretta, ma chiediamo anche i danni. Errore colossale. Che cosa avrebbero dovuto fare? Magari? Che paghino semplicemente i danni per quello che è successo, per la mancata manutenzione, ma la prosecuzione dell'attività direi che è intoccabile, c'è un contratto. Eticamente sarebbe giusto toglierlo perché in fondo 43 morti, quanti sono, quant'erano, 48, non so. Insomma non è, anche perché si è visto che non hanno fatto dei grossi interventi. Sarebbe anche giusto, perché bisogna, però ci sono in ballo troppe cose, troppi interessi, troppi soldi da gestire, è una cosa molto difficile. Non ha idea di che cosa voglia dire revocare o avere una concessione, quindi secondo me sta funzionando male, non perché i Benetton debbano continuare ad avere la società autostrade, ma perché non è così che si fa, bisogna organizzarla in un modo diverso. Se la famiglia o chi per lei dovevano avere la responsabilità di sistemare le autostrade, vuol dire che non si sono comportati bene. Non hanno dato dimostrazione di essere seri, perché la manutenzione non era... Cioè si sapeva che bisognava farla e non l'hanno fatta, per cui. Perché non hanno messo a posto, e autostrade, ponti così, ce ne sono qua tantissimi. Quando tu vai in giro per l'autostrada ad aver paura che non crolli il momento che tu passi. Per la cronaca sgominata una fiorente attività di spaccio tra Venezia e Treviso. Dopo un'indagine avviata nell'ottobre 2019, i carabinieri di Mestre e Marcon, supportati dal 4° Battaglione Veneto e dalla Cinofila di Padova, hanno arrestato 4 persone, 2 in carcere, 2 ai domiciliari, responsabili di una fiorente rete di spaccio di cocaina tra le province di Venezia e Treviso. Si tratta di un 35enne di Musile di Piave con precedenti e un 41enne di Maser con precedenti, condotti nel carcere veneziano. Poi ci sono un 42enne e un 44enne di Casale sul Sile, sempre nel Trevigiano, entrambi incensurati e ristretti agli arresti domiciliari. Numerose anche le perquisizioni personali e in abitazione disposte dal GIP del Tribunale di Treviso.
I primi episodi di spaccio di cocaina risalgono alla primavera del 2015, anche se le indagini sono iniziate qualche anno più tardi. I tabulati telefonici, le testimonianze degli acquirenti hanno permesso di verificare le responsabilità dirette dei 4, figure principali dell'organizzazione, oltre al coinvolgimento di altri 3 denunciati per spaccio. Il giro d'affari era talmente fiorente da diventare l'unica fonte di sostentamento per la banda. Spaccio e acquisto della cocaina avvenivano sempre con le stesse modalità, previa telefonata e in luoghi concordati. I carabinieri, per verificare le responsabilità degli spacciatori, hanno messo in piedi diverse operazioni nei comuni di Venezia, Treviso, Musile di Piave, Maserra, Casale sul Sile, Quinto di Treviso, Trevignano, Paese, Favaro Veneto, Marcon e Jesolo. Il giro d'affari è stato stimato dai carabinieri in 100.000 euro annui. Aveva pensato bene di allestire una piantagione indoor nei pressi della propria abitazione. Per questo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castelfranco un 41enne italiano già noto alle forze dell'ordine per fatti simili per detenzione di marijuana. L'uomo è stato trovato in possesso di 52 grammi di marijuana e 4 piante giunte a maturazione. Nell'ambito della stessa indagine è stato denunciato anche un 63enne residente a Resani incensurato che aveva avviato una piantagione sempre nei pressi della sua abitazione. Gli sono state sequestrate 7 piante in accrescimento. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare della vicenda del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo. La storia la conoscete tutti. Ebbene, oggi la Procura Generale chiede la conferma della condanna a 16 anni per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i 2 rei confessi accusati di tentato, duplice omicidio premeditato e porto, detenzione e ricettazione d'arma da fuoco. Il giudice non ha concesso le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante degli abietti e futili motivi. Il PM aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere per entrambi. Per la cronaca, incidente oggi a Tezze sul Brenta, o meglio scusate, incidente a Ca Rainati. Un ciclista era partito da Tezze sul Brenta e ha avuto questo incidente. La cronaca. Erano partiti in 3 stamattina da Cusinati di Rosai, confini con Tezze sul Brenta, per una gita in bicicletta verso il Trevigiano, una delle tante fatte assieme. Ma quella gita non è andata a finire come doveva. Siamo a Carainati, frazione di San Zenone degli Ezzelini, precisamente in via Viazza, attorno alle 10:30. I 3 erano in fila indiana quando il ciclista di mezzo ha toccato con la sua ruota anteriore quella posteriore dell'amico che lo precedeva. È stato un attimo, il 78enne ha perso l'equilibrio ed è caduto sul ciglio della strada. Subito allertati, i sanitari del SUEM di Crespano si sono portati sul posto con un'automedica, un'ambulanza. Viste le condizioni dell'uomo, è stato però necessario l'intervento dell'elicottero alzatosi in volo da Treviso per un ricovero d'urgenza. I sanitari parlano di commozione cerebrale. Sul posto, per i rilievi e i di rito, gli agenti di polizia locale di San Zenone degli Ezzelini. E proprio in questo momento mi riferiscono che l'uomo è deceduto. Questo è l'aggiornamento dell'ultima ora. E rimaniamo sempre sulla cronaca, perché c'è stato un incidente nel pomeriggio a Cairano San Marco. L'auto medica si è scontrata con una vettura proprio mentre stava andando a effettuare un intervento urgente. In mezzo, con a bordo un medico e un'infermiera, a causa del forte impatto si è capovolto. Feriti entrambi i sanitari con vari traumi. L'elicottero del SUEM 118 si è così alzato per andare a soccorrere il paziente in gravi condizioni, che era in attesa dell'automedica, mentre un'altra ambulanza è partita da Treviso per soccorrere il medico e l'infermiere feriti e trasportati all'ospedale trevigiano. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Non si ferma all'ALT dei carabinieri, anzi preme l'acceleratore e tenta la fuga. È accaduto a Treviso, protagonista un uomo di 33 anni alla guida di una Renault Clio. L'automobilista stava transitando lungo viale Burchiellati in stato di ebbrezza alcolica quando, alla vista dei militari, ha accelerato. Immediato l'inseguimento nel centro storico, terminato poi in via Fra Giocondo.
E rimaniamo a Treviso, dove scade oggi l'ordinanza anti-assembramenti che il Comune aveva introdotto con la fase 3 il 20 giugno scorso. L'appello del sindaco ai giovani: divertitevi con testa. In queste prime 2 settimane c'è stato un atteggiamento molto responsabile e costruttivo sia da parte dei gestori dei locali che da parte dei cittadini, quindi credo che abbiano ben capito quali sono le regole del gioco, quindi un atto di fiducia nei confronti dei titolari dei locali, quindi in questo momento non la rinnovo. Un atto di fiducia nei confronti della città, quella città che a detta del primo cittadino ha affrontato l'avvio della fase 3 in maniera responsabile. Da qui la decisione di non rinnovare l'ordinanza che dal 20 giugno regolava Movida e Spritz, prescrivendo somministrazione e consumo di bevande dalle 21 alle 3 solo all'interno dei locali o dei plateatici, e questo per evitare pericolosi assembramenti. Adesso si cambia registro, nessuna ordinanza ad hoc, solo le regole generali di buonsenso. È fondamentale il distanziamento sociale in tutti i luoghi, quindi mantenere il metro di distanza. Se ci sono situazioni di particolare assembramento è importante utilizzare la mascherina, così come all'interno dei luoghi chiusi. L'appello del sindaco è rivolto soprattutto ai protagonisti della Movida trevigiana. Questo lo dico soprattutto alle persone, ai ragazzi più giovani che alla sera frequentano la città, che a volte si dimenticano appunto di queste regole basilari quando stanno consumando qualche cocktail fuori dai locali. Va bene far festa, facciamolo con testa. Se così non fosse, si ritorna alla linea dura. Nel caso in cui dovessero manifestarsi situazioni di pericolo o di assembramento, comunque sarò costretto a reintrodurre l'ordinanza, ma sono convinto che il senso civico e lo spirito di responsabilità dei nostri cittadini prevarranno. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove c'è una notizia dell'ultima ora, vi do la lettura. È un'ANSA di pochissimi minuti fa. Safilo Group ha comunicato la prossima disattivazione di una delle 2 sedi produttive di Longarone nell'ambito di un percorso di trasformazione e ottimizzazione dello stabilimento. Lo si legge in una nota affissa nella bacheca aziendale. Si tratta di un annuncio molto importante. Il nuovo layout, è precisato, prevede la riprogettazione dello stabile di Safilo 1 e la chiusura di Safilo 2. Non si capisce, a dire la verità, molto di più, non si capisce se ci saranno o meno ricadute occupazionali. Ovviamente torneremo ad occuparcene. Intanto a Palazzo Piloni, sede dell'ente provincia, è stato presentato il nuovo calendario venatorio provinciale. L'eccessiva presenza di ungulati in provincia su tutti i cervi e cinghiali sta causando danni enormi all'agricoltura, ai prati, ai pascoli e ai boschi. Un numero su tutti: 931 capi stimati di cervi nel 1990, 10.400 nel 2019. Non è più accettabile, dice il direttore di Coldiretti Belluno. Abbiamo degli agricoltori che quest'anno non semineranno il mais perché i danni dell'anno scorso sono troppo elevati e di fatto oggi sono in perdita, quindi questa situazione non può essere non può continuare e effettivamente bisogna dare un freno. Si parte perciò dal nuovo calendario venatorio, principale strumento della gestione autonoma della funzione di caccia e pesca assicurata alla provincia di Belluno, varato d'intesa con agricoltori, cacciatori e ambientalisti, che conferma un ulteriore incremento del 20% del prelievo dei piccoli e delle femmine di cervo per diminuirne la densità e riequilibrarne la popolazione. Quest'anno abbiamo ulteriormente aumentato questo prelievo del 20% e l'anticipo del prelievo della stagione appena dopo Ferragosto. Eradicazione totale del territorio invece per quanto riguarda il cinghiale, vero terrore degli agricoltori. Il prelievo può essere fatto sempre e può essere anche illimitato, nel senso che non c'è un numero di prelievo. L'obiettivo è l'eradicazione, cioè togliere i cinghiali dal territorio provinciale e regionale, perché ricordo c'è anche un piano regionale per questo. I prelievi saranno eseguiti da cacciatori preparati anche con gabbie e chiusini, ma bisogna fare in fretta. Dall'est si teme possa arrivare la peste suina e sarebbe un guaio immenso. All'attenzione del tavolo verde anche la questione lupo, in attesa dell'adozione a livello nazionale del piano di controllo che potrebbe equiparare la normativa nazionale a quella di altri paesi europei, dove sono ammessi piccoli prelievi destinati non alla distruzione ma alla conservazione della specie.
Torniamo a parlare di sale e slot perché il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Belluno che nel 2019 si è opposto a una sentenza del TAR del Veneto che aveva consentito all'apertura di una sala da gioco vicina a uno sportello bancomat, contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale. Abbiamo semplicemente stabilito un principio, cioè che un bancomat, cioè la possibilità di prelevare del denaro, del cartaceo in prossimità di una sala slot, sicuramente è un incentivo per i ludopatici a spendere questo denaro. Belluno è fra le prime amministrazioni in Italia ad affermare questo principio e a portare a casa il riconoscimento per una battaglia sostenuta dai comuni della provincia, ove maggiore è la diffusione delle sale slot. Il Consiglio di Stato ha stabilito che i bancomat sono luoghi sensibili e per questo tra loro e le sale da gioco va mantenuta una distanza minima. Ribaltata la sentenza del TAR del Veneto che, nonostante questa indicazione fosse presente nel regolamento comunale, aveva consentito l'apertura di una sala slot alla Veneggia. Eravamo sicuri, ma fino a quando ovviamente non arriva la sentenza non si può mai essere certi. Eravamo certi di aver fatto tutto quello che era diciamo all'interno delle nostre possibilità, delle nostre prerogative, per cercare di limitare una problematica evidente e certificata peraltro sia dagli organi sanitari sia per quanto riguarda l'aspetto dell'ordine pubblico anche dalle stesse forze dell'ordine. Nell'aprile dello scorso anno Palazzo Rosso si appellò contro la sentenza del TAR, sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato all'inizio del 2020. Nel dispositivo il Consiglio di Stato riconosce che la necessità del rispetto di una distanza minima tra uno sportello bancomat e una sala da gioco prevista dal regolamento comunale sia una questione di salute pubblica, rilevando finalità di carattere sociosanitario e attinenti al governo del territorio. In provincia di Belluno i numeri del gioco d'azzardo sono impressionanti, con una raccolta in costante crescita che oramai supera i 300 milioni di euro all'anno. Il contrasto alla ludopatia si svolge ad ogni livello. Tra le iniziative che Palazzo Rosso sta portando avanti da mesi con i comuni dell'Alpago, della Valbelluna e del Feltrino, quella dell'unificazione degli orari d'apertura delle sale slot che consente di limitare gli spostamenti dei giocatori pendolari. Rimaniamo a Belluno. Quando sarà pronta la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, o meglio ancora perché nonostante gli annunci con cadenza annuale la struttura all'ex Toigo non è ancora completata, il senso dell'interpellanza che il consigliere del gruppo misto Fabio Bristotta ha presentato oggi al sindaco di Belluno Massaro, inviata per conoscenza anche al prefetto. I lavori iniziati nel lontano 2009 non sono ancora conclusi e pare che le opere già realizzate come i sottoservizi avrebbero già mostrato i primi segni di vetustà. Bristotta chiede il cronoprogramma esatto della conclusione dell'opera in una fase di stallo pesantissima che rischia di pregiudicare la sicurezza del territorio bellunese già endemicamente fragile. È tutto anche per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si indebolisce, ecco che sul nostro territorio giungerà qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 15 luglio ci mostra che sarà una giornata prevalentemente all'insegna del bel tempo, tuttavia nelle ore pomeridiane e serali saranno possibili dei temporali sui monti, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 22 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, tuttavia al pomeriggio qualche nube associata a precipitazioni sarà possibile in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime fino a 19 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cambia qui lo scenario perché il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse un po' dappertutto. Andrà meglio a partire dalle ore notturne. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.